Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Big Rocket Project. Oggi finalmente vi farò vedere l'unboxing di questa macchina che vedete qua alle mie spalle. Poi alla fine del video vi farò vedere la macchina del dettaglio e come ho sfruttato quel buco che ho trovato qua nel laboratorio. Per cui senza aspettare troppo, vai con l'unboxing. Eccola qua, finalmente è arrivata. Il pacco più grande della mia vita. 560 kg sulla bolla. Devo trovare il modo di aprirla e vedere come montarla. Per cui comincio subito perché non sto più nella pelle. Ce la faccio? Riuscite a crederci, cioè. Che grossa! Vi faccio vedere una piccola modifica che gli ho fatto fare prima di acquistarla. Dunque, questa è la parte frontale, no? Col carro. Qua sopra gli ho fatto fare questi 4 fori, che sono semplicemente dei fori filettati, per poter in futuro installare un trascinatore. Piccola modifica che magari in futuro mi risparmia un bel po' di grane. Ok, qua andrà installato la cavatrice, che per ora anche così. Mamma che bella, ragazzi! Manopoline, vittine, scatole. Cos'è caduto qua? La lama dell'incisore, che piccola. Ma dai, adesso comunque mi metto ad aprire tutti i pacchi e poi vediamo, dai. Questa è la valigetta inclusa con tutti gli accessori per regolare quant'altro. Ci sono frugole, cacciaviti, sia per cambiare le lame, le chiavi, succhiavi, cacciaviti, tutto quello che serve per la manutenzione ordinaria della macchina. Tac, e via. Ma che bello che è questo piano in alluminio. Oh, che schifo. E io spero ci siano le istruzioni. Oh, qua dentro non lo apro perché non mi serve adesso, però questo è il gruppo della cavatrice. Non so se si capisce, ma sono straeccitato io per stare. Altra stanza. Qua dentro invece c'è la cuffia della 2P, con la guida, la cuffia per mettere tutto. Anche questa per adesso non mi serve. Questa è la maniglia per spingere. Era montata qua. Abbiamo detto che qua c'è l'incisore, qui una bella lama, 60 denti. Oh, qua c'è una scatola gigante. 99 su 100 sarà la guida, scusami, sarà la squadra. Wow! Eh sì, qua c'è un po' tutto. La cuffietta, scorsi della pialla, morsa. Questi sembrano accessori sempre per la cavatrice. Mamma mia, non vedo l'ora di usarlo. Fighter fence. Questo va via. Questo è il goniometro. Che piega, ma che spero ci siano le istruzioni sul serio io. Questo invece è il carro che va montato qua sulla guida laterale. Maronna. Questa è una riga. Mi dovete spiegare dove l'ho montata sta roba. Cioè non ti danno un fogliettino. Per forza di cose è la riga. Yeah. La mettiamo da parte. Che olioso. Ovvio, ho avuto che muora con le cose. Tac. E questa è pialla spessore. Mezza parte l'ho aperta. Questa penso che regoli l'altezza della 2P. E infatti qua c'è il segno. Boom. Guardate, ragazzi,
Tac tac. Che problema hai dopo a tagliare? Guarda, mamma mia. Oh yes. Mamma mia. Attaccata alla lama della sega. E questo è l'alberino dell'incisore. Ora appoggio un attimo la telecamera lì. Wow. Tanto mi metti qua. Come l'iPhone nuovo. Oh, tutto questo foglio di grasso e lubrificante per non far arrugginire i piani in ghisa. Guardate, non sarà bello da vedere come togliere la pellicola all'iPhone nuovo. Certo, per me è molto più emozionante. Wow. Ah, i chiodi. Wow. Ora c'è tutta una merda di grasso. Cioè, capite quanto risplende? Capite adesso perché ero così contento? Che bello! Spero però che non mi porti via le dita un giorno questa macchina. State sempre molto attenti se usate macchine del genere. Non penso sia piacevole perdere le dita. Ah. Vorrei guardare qua. Oggi la missione è trovare il punto giusto dove posizionarla, toglierla dal bancale e appoggiarla per terra. Per cui adesso ci ragiono un attimo e vedo di capire come poter fare. Comunque me la immaginavo più grande. Cazzo, non ci sto più nella pelle. E poi vi farò vedere come sfrutterò questo buco qua per terra. Perché oltre a quello, oltre alla macchina, mi sono arrivate questo scatolone della Fervi, giusto per fare altri lavoretti. 13 giugno è arrivato Natale per me. Ah ah. Porca boia! 40 minuti per togliere tutta la carta blu. Sono riuscito a montare squadra, ma mi tiene secondo me. Sono riuscito a montare tutto correttamente, questa è fissata, però va regolata solamente una volta che c'è la lama e vedo se riesco a trovare un modo per tirarla giù. E poi monto la lama e via così.
alla fine sono riuscito a fare praticamente quello che volevo fare, quindi smontarla, assemblarla, cercare di fare qualche prima regolazione. Non ho ancora montato la lama, non l'ho ancora accesa, non ho ancora provato a fare niente. L'ho posizionata qua in un punto che non dà fastidio per il passaggio attorno, perché diciamo che questo è un po' il centro nevralgico poi del laboratorio, e poi ci deve essere lo spazio per girarci bene tutto attorno. Adesso sono veramente stanco e affamato. Ho dato una pulita, ho sistemato questo, ho dato un'altra pulita ai piani qua sopra. Devo capire ancora bene una cosa: non capisco perché con una macchina del genere non mi abbiano dato il manuale. Me l'ha mandato un mio amico qualche settimana fa, così per sfizio, ed è stato super utile. L'ho seguito per montare, anche se non era molto chiaro. Per oggi sia tutto, domani proverò a fare la prima accensione. Stasera mi studio meglio il manuale d'uso, tutte le avvertenze, le cose sono da sapere, perché comunque questa è una macchina pericolosa, bisogna stare molto attenti. Per me è la prima volta che utilizzo una macchina del genere e oggi mi sono limitato all'installazione e alla movimentazione della macchina come deve essere fatta. Ecco, finalmente qua nel mio laboratorio, sognata per tanto tempo. C'è stato un momento in cui la settimana scorsa, facendo il progetto su SketchUp, fatalità ho trovato qualcuno che aveva fatto già la riproduzione di questa esatta macchina, e avevo visto che forse era troppo grande per il laboratorio, quindi un po' sono andato in paranoia un paio di giorni, perché ho detto: se l'ho presa una troppo grande cosa succede? Vedendola qua direi che devo vedersi quello che ci metterò attorno. Ho già dei progetti da realizzare che verranno messi lì in fondo, bisognerà togliere quelli per fare spazio al tecnigrafo, che lo metterò lì nell'angolo per il momento, e basta. Ecco, io vi saluto e ci vediamo domani. Eccoci qua, spero sia stato divertente vedere questo ragazzo così contento del suo nuovo macchinario. Ora però vi faccio vedere nel dettaglio la macchina, visto che nel passato non ho fatto questo tipo di riprese. Andiamo! Entrando dal laboratorio, la macchina si trova più avanti, poco più in là del centro del laboratorio. In questi mesi ho provato alcuni tipi di settaggi per vedere meglio qual era la posizione più ideale, la distanza dalle pareti, dal fondo. Alla fine ho rifatto anche gli zoccoletti fatti così, in modo da poter infilare il traspallet senza problemi, e ho segnato i punti dove la macchina dovrà appoggiare. Poi per terra ho segnato da un punto e dall'altro praticamente l'ingombro che ha questa macchina. Vedete che il carro tutto indietro arriva fino a questa riga, il carro tutto avanti arriva fino a questo l'ho fatto per valutare in modo visivo e immediato lo spazio di lavoro di questa macchina. Questa qui è la macchina e questo è il pannello di controllo. Vabbè, non sto qua a spiegarvelo. Qua ha le varie tre macchine, i tre motori col suo selettore e il tasto start ed emergenza. Poi ogni lato, ogni lavorazione ha anche il suo tasto emergenza. Questa è la pialla filo, di qua la pialla spessore. Ora vi faccio vedere meglio come ho sfruttato questo. Dunque, qua sotto c'è, non ho ancora l'illuminazione e non ho ancora portato l'impianto elettrico. Qua sotto ho messo l'aspiratore della Ferby, con quello lì è un ricevitore, per chi con questo telecomandino schiaccio il pulsante 2 e accendo l'aspiratore della combinata, col pulsante 1 accendo quest'altro, che questo qui è molto più potente, che fa il giro da tutto e collega anche la troncatrice. Quindi principalmente questo qua verrà utilizzato solamente per la combinata, mentre quello che è molto più potente in futuro farò il giro anche intorno al laboratorio per altre macchine. Per il momento si ferma qua
dove c'è la troncatrice, magnetico collegato lì. E niente, questo è come ho sfruttato questo buco qua, in modo da avere il tubo che esce qui, adesso occhio che non volo dentro, e non avere tubi dell'aspirazione che mi passano in mezzo qua, che altrimenti la soluzione sarebbe stata allungare quel tubo lì fino a qua, farlo scendere e poi quello, ma vuoi o non vuoi il tubo ce l'hai in mezzo. Per ora ho ancora i tubi della corrente sia della macchina che dell'aspiratore. Prossimamente vi aggiorno anche sui lavori che ho intenzione di fare qua, e uno dei primi è sicuramente ampliare l'impianto elettrico facendo delle tracce qua sotto per portare la corrente sotto la macchina e qua giù per l'aspiratore. Quindi ecco, anche per questo video è tutto. L'unboxing l'abbiamo fatto, il settaggio di com'è adesso l'avete visto, come ho sfruttato questo foro ve l'ho fatto vedere. Fatemi sapere voi in che modo avreste sfruttato questo foro nel laboratorio, e per il video della settimana prossima io ho cominciato a montare il giorno in cui ho cominciato a usare questa macchina qua. Quindi la prima accensione, i primi tagli, la registrazione di tutte le guide parallele piuttosto che della lama e quant'altro. Non vorrei tirarla un po' troppo lunga con questa questione della combinata, quindi se vi interessa fatemi sapere qua sotto nei commenti, così pubblicherò un video su quell'argomento lì. Altrimenti fatemi sapere se volete un video diverso e pubblicherò un progetto particolare, o magari vedo di inventarmi qualcosa. Io vi ringrazio sempre tutti per il feedback che continuo a ricevere, e noi ci vediamo sempre il prima possibile con un nuovo video. Ciao! Fatemi sapere, basta, fatemi sapere, scrivete quel cazzo che volete. Io vi ringrazio sempre tutti per il feedback non mi piace.